Buonasera cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Questa sera vi dono un rituale molto semplice, senza ingredienti, perciò un piccolo incanto o incantesimo, per attirare a voi qualcosa di cui avete bisogno, chiaramente la cifra che corrisponde a questo qualcosa. Non chiederemo però del denaro o dunque un importo di denaro, ma chiederemo per il tramite dell'elemento terra eh, l'ottenimento di un qualcosa. Dunque dobbiamo avere chiaro quello che desideriamo o magari siamo in un momento di contingenza, dobbiamo poter pagare una qualche scadenza, una qualche bolletta, oppure desideriamo tanto un viaggio ma non siamo mai riusciti a permettercelo, oppure vorremmo comprare un nuovo computer per i nostri figli, ma anche lì purtroppo tira qui, tira lì, la coperta è corta. Insomma, questo rituale permette di smuovere l'energia del denaro e farlo giungere da fonti anche impreviste o non, infatti non dobbiamo intervenire in quella direzione senza appunto dover in ogni caso precludere alcunché, lasciamo che l'energia del denaro trovi la strada da sola per raggiungerci, quello che noi ci limiteremo a fare è interpellare l'elemento terra. Procediamo così. Vi serve dunque un foglio bianco, un pennarello marrone o nero, quello che vorrete, ok? Vi mostro, lo fate con me così che riusciate a fare tutti i passi correttamente. Bene, cominciamo. Ovviamente in cima al foglio mettiamo il simbolo dell'elemento terra, che è un triangolo capovolto con una riga, ok? Successivamente disegniamo il pentalfa o pentagramma. Ecco qua, al meglio che potete, chiaramente. E poi scriveremo 3 volte nome e cognome. Ovviamente non dovete scrivere nome e cognome, ma dovete scrivere il vostro nome e il vostro cognome, ok? Che ne so, Stella Rebecchi, Marta Capolinea, sto dando, non do i numeri ma do i nomi, comunque va bene. Ok, dunque nome e cognome e poi cosa mettiamo? A il computer nuovo. Ok? Vi serve un nuovo giubbotto? Ha il giubbotto nuovo. Vi serve un viaggio? Ha il viaggio alle Maldive. Vi faccio questo esempio qua. Oppure ha il nuovo iPhone. Oppure tutto quello che insomma vorreste potervi permettere, ma che appunto vi manca la somma di denaro per poterlo fare. Dunque, a mente dobbiamo avere qual è il nostro obiettivo. Bene? Nome e cognome al computer nuovo. Di nuovo, nome, cognome a il computer nuovo e l'ultima volta nome, cognome a il computer nuovo. Bene, fatto questo, ovviamente non è finito, andiamo a circoscrivere questa frase ripetuta 3 volte con l'incanto vero e proprio. Denaro, ascolta le mie parole, vieni a me senza che alcuno si faccia male. Denaro io merito,
elemento terra rendilo reale. Come vedete sto passando sopra, fate anche voi così, passate sopra, rendilo reale. Non vi preoccupate, dovete andare sopra, non cercate di andare sopra o sotto rispetto alla linea scritta già prima, perché noi dobbiamo preoccuparci di chiudere il cerchio. E non importa se poi alla vista non si distinguono più le lettere, in realtà per il piano astrale è tutto chiaro. Dunque il risultato sarà una cosa del genere, ok? Ve lo mostro così bene che sia inquadrato tutto. Aggiungiamo a questo punto qualche simbolo che per noi indichi appunto il denaro oppure la fortuna e cose del genere. Possiamo aggiungere 4 simboli di Giove. Li mettiamo qui, qui e qui. Più o meno, ok? Questo sarà il nostro foglio scritto. Ovviamente, mentre fate questo, dovete essere molto concentrati su quello che desiderate attirare e sul fatto appunto di appellarvi a un'energia che è quella del denaro, dunque un'energia intelligente in grado di sentirvi e inoltre la certezza che attraverso l'elemento terra quello che noi chiediamo diventa reale, concreto. A questo punto cosa ne facciamo di questo bel foglio? Lo pieghiamo, mi raccomando non da sotto verso su che è un allontanamento da noi dobbiamo attirare a noi, dunque pieghiamo verso di noi, ok? E piegando verso di noi ripetiamo l'incanto che ovviamente ho imparato a memoria o ve lo scrivete su un foglietto così da non sbagliare. Denaro, ascolta le mie parole, vieni a me senza che alcuno si faccia male. Denaro io merito, elemento terra rendilo reale. Ruotiamo verso destra, perciò in senso orario, ok? E pieghiamo nuovamente il foglietto ripetendo ancora l'incanto. Denaro, ascolta le mie parole. Vieni a me senza che alcuno si faccia male. Denaro io merito, elemento terra rendilo reale. Ancora una volta, ruotiamo verso destra, piegando ancora, diciamo, denaro, ascolta le mie parole, vieni a me senza che alcuno si faccia male, denaro io merito, elemento terra, rendilo reale. Bene, a questo punto cosa facciamo di questo bel pacchettino dove abbiamo scritto quello che è il nostro intento? Questo pacchettino starà a contatto col denaro dentro la nostra borsa o dentro il nostro portafogli e starà con noi 3 fino 7 giorni. Ovviamente vi consiglio di tenerlo 7 giorni proprio perché sarà ancora più carico, più energeticamente saturo, ok? Cercate in quei giorni ovviamente di non girare col borsellino senza soldi perché altrimenti è chiaro che, cioè, dico anche un minimo, cercate di tenerlo a contatto col nostro foglietto. Trascorsi i 7 giorni o 3, ripeto, 3-7 giorni, trascorsi i giorni che abbiamo deciso di tenere questo foglietto con noi, lo andiamo a seppellire. Esattamente, lo restituiamo alla terra, che è l'elemento a cui ci siamo appellati e che è destinato a concretizzare il nostro intento. Dunque, se abbiamo un giardino lo seppelliamo in giardino, se abbiamo un vaso grosso lo seppelliamo in un vaso grosso, se non abbiamo né l'uno né l'altro ci facciamo una bella passeggiata e lo seppelliamo. Se lo vogliamo mettere anche ai piedi di un albero con delle grosse radici, meglio ancora, sarà ancora più forte. Ok, dunque questo è quello che dobbiamo fare. Non occorre fare nulla di particolare. Se vogliamo sfruttare le energie planetarie per il nostro intento, possiamo magari scegliere una domenica di luna crescente oppure anche un sabato
anche Saturno è buono per certe cose, o addirittura Giove, un giovedì, visto che abbiamo usato i simboli di Giove, meglio ancora, ok? Però non occorre un rituale, cioè non occorre osservare l'unazione o cose, diciamo che è un rituale di emergenza che può essere fatto appunto in qualsiasi momento. Mi raccomando, restituitelo poi alla terra, non vi preoccupate, non inquiniamo e non distruggiamo, non è né plastica né qualcosa di avvelenato, è un foglio e dunque possiamo tranquillamente affidarlo all'elemento terra che dal punto di vista di questo piano materiale trova la massima corrispondenza con la terra vera e propria. Scusate, io vi parlavo dal biglietto come una voce fuori campo, comunque è molto semplice, mi raccomando, fatelo e raccontatemi poi com'è andata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale YouTube se non lo avete ancora fatto. Potete condividere questo video con i vostri amici, con tutte le persone che appunto vogliono manifestare qualcosa nella loro vita e hanno bisogno appunto di un aiuto per poterlo fare. Grazie a tutti e tornate a trovarmi qui sul canale. Se avrete bisogno ovviamente di qualche rituale più forte o che io faccia queste cose per voi, non avete che da contattarmi al numero che trovate nelle descrizioni del video. Grazie a tutti e buon proseguimento.